Eder. Mech. Pallister. Erano stati autorizzati accertamenti tecnico-scientifici sui materiali già sottoposti a sequestro. Per mero errore è stato omesso un reperto contenente un guanto da lavoro in tessuto elastico di colore nero con polsino bordato di giallo, rinvenuto all'altezza Paolo Acegas numero 21457 in via Vais altezza Civico 16. Poiché vi è fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione di Resinovic e del marito, Visintin Sebastiano, non indagato, possano rinvenirsi documenti, agende e appunti redatti da Resinovic. Anche all'interno di PC e tablet ed altresì quali dati relativi a navigazione online da contatti e conversazioni intercorse sui social media, nonché all'interno di supporti di archiviazione di massa, da cui acquisire elementi utili alla prosecuzione delle indagini. Ritenuto che sussistono indizi di reità dalle denunce di scomparsa sporte da Visintin Sebastiano e Sterpin Claudio il 14 dicembre 2021 e 15 dicembre 2021, nonché dal successivo ritrovamento del cadavere di Resinovic il 5 gennaio 2022 all'interno del comprensorio dell'ex OPP. Si rende necessaria quindi la perquisizione dell'abitazione di proprietà e o comunque nella disponibilità di Visintin Sebastiano, non indagato, sita a Trieste, via Verrocchio numero 2. Di tutti i luoghi chiusi adiacenti e o pertinenziali al predetto immobile, di eventuali veicoli che risultassero di proprietà e o comunque nella disponibilità di Resinovic e del marito Visintin, con conseguente sequestro di quanto rinvenuto e ritenuto utile al fine delle indagini. Che chi abbia l'attuale disponibilità del luogo sia avvisato della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea. Poiché vi è fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione di Resinovic e del marito Visintin Sebastiano, nonché nelle pertinenze di essa e nel locale di via Donadoni, possano rinvenirsi documenti, agende, appunti redatti da Resinovic. Anche all'interno di PC e tablet ed altresì quali dati relativi a navigazione online da contatti e conversazioni intercorse sui social media, nonché all'interno di supporti di archiviazione di massa, da cui acquisire elementi utili alla prosecuzione delle indagini. Sarà necessaria la perquisizione dell'abitazione di proprietà e o comunque nella disponibilità di Visintin Sebastiano sita a Trieste, via Verrocchio numero 2, e di tutti i luoghi chiusi adiacenti e o pertinenziali al predetto immobile, di eventuali veicoli che risultassero di proprietà e o comunque nella disponibilità di Resinovic e del marito Visintin, del locale di via Donadoni numero 36/A, con conseguente sequestro di quanto rinvenuto e ritenuto utile al fine delle indagini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.